meno di 2 settimane 5.500 migranti sbarcati, nuova fuga dalla tensostruttura di Porto Empedocle, arriva nave quarantena azzurra, starà al largo di Lampedusa. Era alla guida dopo aver bevuto e assunto cocaina, è stato arrestato per omicidio stradale un 45enne di Canicattì, a Ribera 68enne muore intossicato da un incendio. Una scazzottata dopo l'altra, la zona balneare di San Leone anche questo weekend è stata teatro di una rissa. Il sindaco di Montallegro perde l'appoggio dei Dem, a casa un assessore e un consigliere passa all'opposizione. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Il mare piatto e le temperature estive stanno contribuendo all'aumento degli sbarchi di immigrati sull'isola di Lampedusa. Ieri se ne sono registrati 3, 2 autonomi direttamente sulla terraferma, mentre la Guardia Costiera ha soccorso un barchino nelle acque antistanti, la più grande delle isole Pelagie. Stasera arriva la nave azzurra per la quarantena di migranti in sostituzione della Moby Zaza. I particolari nel servizio di Lello Casesa. Si chiamerà Azzurra e sarà ferma a Lampedusa, la nuova nave quarantena in sostituzione della Moby Zaza, che ha ospitato nei 2 mesi circa molti dei migranti positivi al Covid-19. La nave azzurra sarà questa volta ferma al largo dell'isola di Lampedusa e non più a Porto Empedocle, una richiesta accolta dal sindaco Ida Carmina e confermata dal viceministro dell'interno Vito Crimi durante la visita qualche giorno addietro nella città marinara. La nave azzurra potrà ospitare fino a 700 migranti e sarà sottoposta nelle prossime ore a Porto Empedocle, prima della partenza per Lampedusa, alle necessarie verifiche della commissione guidata dal comandante della Capitaneria di Porto Gennaro Fusco al fine di certificare la perfetta idoneità della nave e il sistema di isolamento protetto. Il governo centrale ha disposto quindi l'invio della nuova imbarcazione nell'isola di Lampedusa dopo le vibranti proteste di sindaci e presidente della regione siciliana per una migliore organizzazione e gestione del fenomeno migratorio che continua a crescere giorno dopo giorno. Continua dunque a preoccupare la delicata questione dei migranti che, grazie soprattutto al mare calmo, arrivano nelle coste siciliane con notevole frequenza. Il tutto avviene naturalmente anche in presenza di persone e turisti e principalmente in un contesto di assoluta emergenza sanitaria, come ad esempio la fuga di questa notte a Porto Empedocle, dove intorno alle 3 del mattino un piccolo gruppo è riuscito a scappare dalla tensostruttura scavalcando la recinzione. Il fatto è stato anche ripreso da alcuni passanti che hanno postato le immagini sui social network. Ed il sindaco di Lampedusa, Toto Martello, parla dell'emergenza immigrazione elencando numeri e sbarchi. In poco meno di 2 settimane sono arrivati sull'isola di Lampedusa oltre 5.500 migranti in 250 sbarchi, molti dei quali di piccolissime entità. Ormai è una vera e propria emergenza. L'isola di Lampedusa, ha ribadito Martello, è stata facile meta di migliaia di migranti. Soltanto la notte scorsa ci sono stati 3 diversi sbarchi per un totale di una quarantina di arrivi, tutti tunisini, come avviene ormai da quasi un mese con la rotta tunisina. Una situazione davvero difficile da gestire e controllare, che speriamo questa volta di gestire meglio con l'arrivo della nave azzurra, evitando in questo modo il contatto con la terraferma e soprattutto coordinando la situazione dell'hotspot di Contrada Imbriacola. Era alla guida di una Renault Clio senza patente e con i valori ematici alterati. È stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale un 45enne di Canicattì che sabato all'alba ha tamponato e ucciso Filippo Fantauzzi, 64 anni, canicattinese, residente a Delia. I dettagli nel servizio. È stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale il canicattinese Fabio Muratore, 45enne, alla guida di una Renault Clio che ha tamponato l'auto Bianchi 112 su cui viaggiava. Filippo Fantauzzi, 64 anni, morto sul colpo nell'incidente di sabato mattina, aveva la patente scaduta ed è risultato positivo all'assunzione di alcol col valore superiore a 2,5, positivo anche all'assunzione di cocaina. Chiarito ogni aspetto della vicenda, i militari della compagnia Carabinieri di Canicattì, di concerto con l'autorità giudiziaria, hanno arrestato l'uomo e l'hanno trasferito in carcere.
Fantauzzi stava andando a lavorare in campagna alle 4 del mattino sabato scorso quando la sua autovettura è stata tamponata sulla statale 123 in contrada Giacchetto alle porte di Canicattì in direzione Campobello. Nulla da fare per l'uomo che era vedovo da qualche anno. Secondo la ricostruzione della dinamica da parte dei carabinieri, il 45enne, percorrendo a bordo del proprio veicolo ad elevata velocità la statale 123 tra Canicattì e Campobello di Licata, ha tamponato l'utilitaria del 64enne. Nel tremendo impatto, l'auto del malcapitato è stata scaraventata fuori dalla carreggiata, finendo contro il muro di un'azienda agricola. I soccorsi, immediatamente giunti sul posto, hanno solo potuto constatare il decesso, molto probabilmente sul colpo della vittima. Fantauzzi era un onesto lavoratore, uno che si spaccava la schiena dalla mattina alla sera a lavorare sui campi e nei vigneti di un'azienda agricola di Canicattì molto rinomata. Da qualche anno era vedovo ed era padre di 2 figli. Molto spesso lo si vedeva in un bar del centro cittadino a Canicattì dopo l'orario di lavoro per trascorrere qualche ora di relax con gli amici, poi di nuovo a casa e a letto per affrontare già alle prime luci dell'alba un'altra giornata di lavoro, fino a sabato mattina, quando ha incrociato sulla sua stessa strada un uomo che lo ha travolto ed ucciso e che adesso dovrà rispondere del reato di omicidio stradale di fronte all'autorità giudiziaria. L'incidente è avvenuto in un tratto di strada in discesa, ma sul rettilineo pericoloso per elevate velocità degli automezzi. I funerali di Filippo Fantauzzi si svolgeranno oggi pomeriggio alle 16:30 nella chiesa madre di Delia. Un uomo, nel tentativo di limitare i danni di un incendio, è rimasto intossicato fino a perdere la vita. Il fatto è accaduto vicino all'isola ecologica di Contrada Cilinda a Ribera. A perdere la vita è stato un riberese di 68 anni. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca, ma anche i carabinieri della locale tenenza. Il fatto è accaduto sabato sera intorno alle 20. A trovare il corpo senza vita del 68enne sono stati i pompieri. Nuova rissa a San Leone, va in soffitto un altro weekend da Far West nella zona balneare di Agrigento. Lello Casesa. Calci, pugni e parolacce in 2 diversi scontri sul lungomare di San Leone e nei pressi del viale Le Dune. Capita sempre ogni fine settimana a San Leone. Spesso il motivo è semplice, sciocco ed alcune volte uno sguardo di troppo ad un sorriso ammiccante. Una situazione che suscita fortissime preoccupazioni da parte di famiglie, associazioni e operatori vari. Nel fine settimana a San Leone, ricordiamo, si riversano migliaia e migliaia di giovani provenienti dall'intera provincia e da fine luglio anche da città siciliane per una breve vacanza. È doveroso riconoscere che, come deciso dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, numerose pattuglie di forze dell'ordine sono ferme al piazzale Aster fino ad un certo orario della sera e garantiscono la presenza e la sicurezza alle migliaia di giovani. La causa del litigio è spesso uno sguardo, un sorriso, ma soprattutto è l'alcol o peggio ancora il fumo a distruggere il nostro organismo e renderlo alcune volte violento. Quando poi la zuffa avviene come di consueto dopo le 24, quando non c'è più anima viva o presenza di polizia o carabinieri, allora tutto si trasforma e si ingigantisce. Cosa fare allora quando sei con i tuoi amici a divorare un panino o a bere uno spritz nei locali notturni sulle spiagge e sei disturbato da un gruppo di balordi o deficienti ubriachi che guardano la tua ragazza o possibilmente la sfiorano? Ognuno di noi ha vissuto questi momenti ed ha anche affrontato spesso da solo situazioni simili e quindi dalla mezzanotte in poi c'è l'anarchia, basta farsi un giro in alcune zone ben frequentate dai ragazzi, assistere a sceneggiate e pagliacciate tra i ragazzi presi che con bottiglie di birra, vino, alcol, probabilmente nascoste in auto, scorazzano sui viali e sulle spiagge. Spesso e sovente alla chiamata delle forze dell'ordine dopo la mezzanotte i giovani sono spariti come se non fosse accaduto nulla, mentre increduli gli altri giovani osservano con disinteresse e superficialità, continuano inconsapevolmente a bere. Pochi attimi dopo hanno già dimenticato tutto. Sono partite 2 gare per affidare lavori di altrettanti interventi di depurazione delle acque di Agrigento e la sua provincia. Invitalia ha infatti bandito sul proprio portale 2 diverse procedure di gara per un importo complessivo a base d'asta di oltre 23 milioni di euro. Quella per la realizzazione del nuovo impianto di depurazione di Agrigento e Favara e una seconda per la fognatura di Cannatello Zingarello, località del comune capoluogo.
Partito Democratico prende le distanze dal sindaco di Montallegro Caterina Scalia, che perde così l'assessore Pitruzza e vede il consigliere Iati rimpinguare le fila dell'opposizione. C'è il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Attraverso un comunicato stampa, i rappresentanti del PD di Montallegro, nella persona dell'assessore dottor Giuseppe Piruzza e del consigliere comunale Rosa Iati, dichiarano rispettivamente le proprie dimissioni dalla giunta municipale e l'indipendenza del gruppo consiliare di maggioranza. Il PD di Montallegro, tramite i propri esponenti, è stato determinante e qualificante nell'attività amministrativa ai fini della conclusione dell'iter inerente alla stabilizzazione dei precari, l'approvazione del regolamento edilizio con il nuovo istituto della cessione di cubatura, l'organizzazione dell'estate montallegrese 2019 con una grandissima presenza turistica e risonanza mediatica e l'inserimento in bilancio di cospicui fondi della mitigazione ambientale in continuità con l'amministrazione precedente che, se opportunamente spesi, potrebbero costituire l'occasione per un rilancio economico e sociale anche ai fini turistici del luogo di Montallegro. Il Partito Democratico di Montallegro non ha condiviso alcune scelte politiche del sindaco non concordate con i gruppi politici. Tra questi l'iter farraginoso e non certo celere della stabilizzazione di tutti i precari del comune di Montallegro, avvenuta in quasi tutti i comuni applicando la legge Madia senza alcuna selezione, in tempi sicuramente più ristretti e accettabile, la mancata e opportuna riorganizzazione dell'ufficio tecnico resasi necessaria e non più procrastinabile, considerando un significativo numero di pratiche inevase e questioni irrisolte. Terzo, la mancata organizzazione degli altri uffici comunali al fine di velocizzare l'azione amministrativa realizzabile con una migliore e più presente e incisiva gestione da parte del sindaco. La mancata risoluzione del problema dei parcheggi a Bovo Marina, che ben poteva essere risolto agilmente e celermente con l'utilizzo dello strumento dell'ordinanza sindacale sull'area demaniale già assegnata lo scorso anno, che tanto danno sta creando all'immagine della località balneare. Il mancato avvio dell'iter inerente ai progetti e le procedure per l'utilizzo di fondi sulla mitigazione ambientale previste e inseriti nel bilancio comunale 2019-2021 dall'assessore al bilancio, il dottor Giuseppe Piruzza, la giunta tenuta incompleta da parte del sindaco da oltre più di un anno, eludendo gli accordi elettorali tra le varie forze politiche, la mancata assegnazione delle deleghe concordate e attese da oltre un anno dagli assessori, l'assenza della comunicazione e condivisione da parte del sindaco, che di fatto continua a produrre una politica solitaria senza programmi, come invece viene sollecitato dalle forze politiche, l'assenza di iniziativa del sindaco all'interno dell'Unione dei Comuni, che non solo metterebbe a rischio finanziamenti circa l'istituzione delle isole ecologiche, ma non ha neanche svolto una delle funzioni preminenti come quella della promozione turistica del territorio. Quindi l'estinzione del gruppo dei volontari della protezione civile di Montallegro. In considerazione quindi di quanto sopra esposto e nella convinzione che la politica debba essere al servizio della società e del suo sviluppo civile, economico e culturale, il Partito Democratico di Montallegro, in continuità con la propria storia politica e col suo senso di responsabilità, ha esercitato il proprio ruolo politico con serietà e spirito costruttivo nell'interesse esclusivo di Montallegro e di tutti i montallegresi. Cambia ancora la ZTL di Via Atenea ad Agrigento, si torna ai vecchi orari, si può transitare tutti i giorni compresi festivi dalle 2 della notte alle 10 del mattino, non si transita dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 2. Nella vecchia delibera la strada era chiusa al traffico dalle 11 del mattino alle 2 di notte con gravi disagi per il carico e scarico delle merci. Chi è munito di passo in possesso di auto elettriche può transitare senza preclusione alcuna. Ci saranno le guardie civiche a presiedere la Scala dei Turchi di Realmonte e a informare i visitatori sui divieti di accesso alla meravigliosa scogliera di Marna Bianca, famosa in tutto il mondo. Vediamo. Arrivano i volontari per la sorveglianza della famosa scogliera di Marna Bianca per confrontarsi con l'assalto delle torme di incivili che quotidianamente violano i sigilli per farsi un selfie ricordo, andando incontro a multe e a una denuncia penale. Il Comune di Realmonte ha pubblicato un bando per l'individuazione di 6 persone da impegnare con il servizio civico per occuparsi di monitorare il rispetto dei divieti presenti sulla scogliera, che come è noto è sotto sequestro ed è inoltre inibita per il rischio cadutamassi.
Ai volontari andranno 350 euro per 100 ore di lavoro da distribuire in 25 giorni mensili, 6 giorni su 7, per il compito di vigilare e informare i bagnanti dei divieti, per quanto la cartellonistica presente sia chiarissima ed inequivocabile. I volontari ovviamente non avranno alcun effettivo potere di controllo o sanzionatorio, ma possono semmai assieme avvisare le forze dell'ordine in caso di mancato rispetto delle regole. Anche se il numero di volontari è esiguo, almeno la loro presenza servirà a far desistere qualcuno dei malintenzionati. Ormai dall'inizio dell'estate, nonostante la Scala dei Turchi sia inibita a causa di un sequestro eseguito dalla Procura della Repubblica di Agrigento dallo scorso 12 febbraio, a causa dei continui crolli sulla falesia, sono stati circa un centinaio i turisti e visitatori multati dai carabinieri e dalla Guardia Costiera. L'ultimo episodio si è registrato domenica scorsa, quando la Marna Bianca è stata nuovamente presa d'assalto, nonostante la presenza delle barriere di interdizione, dei cartelli monitori e i totem informativi collocati a cura della Soprintendenza dei Beni Culturali di Agrigento. In totale 31 soggetti provenienti da varie località siciliane e diversi cittadini stranieri sono stati identificati e deferiti all'autorità giudiziaria per il reato di violazione dei sigilli, trasgressione punita dall'articolo 349 del Codice Penale con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Al di là dell'attività meritoria di contrasto della Capitaneria di Porto, il turismo siciliano e agrigentino ha bisogno dell'apertura della Scala dei Turchi. Proprio per questo abbiamo chiesto alla Procura della Repubblica di Agrigento e al custode giudiziario di riaprire una parte della Scala dei Turchi, quella della zona est già messa in sicurezza dalla regione siciliana lo scorso anno e con entrate assolutamente contingentate. Attesi da oltre 30 anni, sono iniziati e procedono velocemente i lavori di pulizia dell'alveo del fiume Verdura nell'Agrigentino, voluti dal governo Musumeci. Arturo Cantella. A Ribera, per la pulizia degli argini del fiume Sosio Verdura, che attraversa i territori di Ribera, Burgio, Calamonaci, Villafranca Sicula e Sciacca. I lavori ammontano a circa 6 milioni e mezzo di euro e sono stati divisi in vari lotti e riguardano un'estensione di circa 20 km. Attualmente sono ben 16 cantieri aperti per la pulizia di altrettanti corsi d'acqua, al fine di evitare esondazioni dei corsi d'acqua che attraversano il nostro territorio. Sì, abbiamo ricevuto questa visita del presidente Musumeci ai nostri cantieri lungo l'alveo del fiume Verdura, cantieri che sono aperti in funzione di un progetto redatto dal Genio Civile che sta curando adesso la direzione dei lavori. Si tratta di un progetto che prevede la pulitura e la risagomatura degli argini di un lungo tratto dell'alveo del fiume. Si tratta di circa 20 km, quindi a partire da Burgio scendendo attraversiamo il territorio di Villafranca Sicula, Calamonaci, Ribera e poi fino ad arrivare a Sciacca, al Contrada Verdura. L'ultimo tratto alla foce, quindi dalla intersezione del fiume con la dismessa linea ferrata sarà fino alla foce, sarà invece trattato dalla protezione civile. Sul castello? No, il castello non è stato oggetto di interventi. Siamo molto soddisfatti di aver dato una risposta positiva, di aver rispettato gli impegni non solo con il presidente Musumeci, ma con i sindaci del comprensorio del bacino del Verdura, sindaci ma anche cittadini, anche gli agricoltori che aspettano questo intervento da più di 30 anni, un intervento così massiccio per veramente far defluire le acque da monte verso valle senza creare le solite esondazioni che hanno alimentato ogni anno purtroppo delle criticità nel campo degli agricoltori, dell'agricoltura locale. Abbiamo diviso il progetto in 5 lotti per far sì che le imprese potessero lavorare contemporaneamente, quindi abbiamo accorciato notevolmente i tempi, tant'è che riusciremo a finire i lavori entro il 30 di settembre, ma una cosa che vorrei dire è che l'ufficio del Genio Civile, puntando sulla professionalità dei propri dipendenti, seguendo le direttive del Dipartimento Regionale Tecnico e le politiche sul territorio del governo Musumeci, ha redatto quest'anno una serie di progetti per la regimentazione idraulica dei nostri corsi d'acqua
E grazie a questi progetti in questo momento posso dire che il Genio Civile ha aperto ben 18 cantieri, e questo significa un bene per l'economia, ma significa anche un bene per il nostro territorio, in quanto sono interventi molto importanti per mitigare il rischio idrogeologico del nostro territorio. Tengo a precisare che la responsabilità diciamo del rischio idraulico oramai è passata all'autorità di bacino, ma nonostante questo il Genio Civile non si tira mai indietro quando la stessa autorità di bacino, la protezione civile o il commissario per l'emergenza idrogeologica hanno bisogno di aiuto. Il Genio Civile mette a disposizione la sua professionalità affinché possano essere raggiunti obiettivi comuni sempre e per garantire sempre la tutela della pubblica incolumità e quindi ridurre il rischio di esondazione dei nostri corsi d'acqua. L'assessore regionale ai trasporti Marco Falcone ha rassegnato le dimissioni nelle mani del presidente della regione Nello Musumeci. Spetterà al governatore accettarle o respingerle, ma è un Falcone critico nei confronti del governo Conte e contro i grillini in modo particolare. Ponte sullo Stretto, a Messina un flash mob riaccende le polemiche. Per il sindaco Cateno De Luca si tratta di un'opera fondamentale. Sentiamolo. Ma io mi auguro che sia quella buona, non mi impicco di fronte a questa nuova situazione che si presenta, perché sto portando avanti, come sapete bene, tante emergenze che vengono considerate nell'ambito della normalità di una città come Messina, nel senso che sono situazioni che nella normalità non dovrebbero mancare. Ma posto questo, io sono sempre stato per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina, perché è l'unica opera che ci può mettere nelle condizioni di riacquisire il medesimo livello degli altri territori in termini di mobilità, ma che può anche consegnare alla Sicilia quel ruolo di piattaforma strategica nello scenario euro-mediterraneo in termini di logistica. Quindi è un'opera che il Meridione deve assolutamente ottenere e per la quale il sindaco di Messina, come è sempre stato, continuerà sempre ad essere disponibile a fare tutte le battaglie che il caso richiederà. Una festa antica e unica a San Marco d'Alunzio celebra i santi Marco, Nicola e Basilio. Il servizio. Grande Signore, questa è la speranza, so che risorgerò e in te dimorerò. Sempre la tua grazia in te dimorerò per adorarti, per servirti in verità. Siamo qui a San Marco d'Alunzio con Sua Eccellenza il Vescovo. Oggi questa città è nuovamente in festa, vediamo tanti colori grazie a queste torce, una bellissima tradizione. Sì, è vero, oggi è un giorno di festa, pur con le restrizioni dell'emergenza sanitaria. Ugualmente la comunità di San Marco d'Alunzio festeggia in modo fecondo e spiritualmente intenso San Basilio. È suggestivo vedere queste torce ornate di basilico in devozione al grande Basilio Magno, ed esprimono queste torce innanzitutto la bellezza di un popolo che vuole testimoniare il profumo di Cristo, che vuole esprimere con questo gesto la devozione attraverso un dono della terra, proprio come Dio viene sempre incontro alle esigenze dei suoi figli, ma anche chiedono la protezione di San Basilio perché questa comunità possa vivere con coerenza il dono della fede. Il segno esterno rimanda ad una realtà interiore, l'adesione a Dio, l'unione con Lui e anche l'impegno nella testimonianza concreta della carità, perché San Basilio fu un grande studioso, teologo, ma fu un uomo di grande preghiera e di profonda carità, e penso che il modo più bello per onorare San Basilio è imitarlo vivendo questi atteggiamenti di fedeltà a Cristo e al Vangelo. È bello vedere che qui a San Marco d'Alunzio, ma in tanti altri comuni, le tradizioni si sono mantenute, si sono tramandate secoli e secoli, perché tutto ciò rappresenta non solo la nostra storia, ma anche un grande momento di fede e di unione.
Certo, le tradizioni sono la memoria di un passato ricco di storia, di fede, ma anche di cultura, cioè di mentalità di un popolo che esprime il meglio di sé attraverso queste espressioni della religiosità. La religiosità accomuna tutto. Inizia con la fede, ma poi coinvolge anche la storia di un popolo, le tradizioni, l'arte e le devozioni popolari. Ed è bello pensare come in un giorno come quello di oggi che stiamo vivendo, il passato si fonde nel presente e la tradizione diventa rinnovare un patrimonio di fede e di devozione che i padri hanno lasciato, ma che rivive mantenendo questo legame col passato che coloro che ci hanno preceduti. E vi prego di portare questa benedizione alle persone anziane, ammalate, persone che non hanno potuto partecipare, e desidero anche che attraverso la diretta televisiva raggiunga tutti coloro che hanno seguito questa celebrazione eucaristica e scenda su tutte le famiglie la benedizione del Signore. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Inferno e paura a Santo Stefano di Camastra per l'incendio che si è sviluppato nel tardo pomeriggio di sabato 1 agosto. C'è il servizio. È stato un weekend di fuoco quello appena passato nella zona di Santo Stefano di Camastra, dove un'intera vallata è stata presa di mira dalle fiamme, insidiando anche delle abitazioni di residenti del posto. L'incendio si è sviluppato a ridosso dell'ingresso del centro abitato di Santo Stefano di Camastra, lato Palermo, e le fiamme hanno anche bloccato per qualche ora la circolazione sia lungo la strada statale 113 che in autostrada. Solo grazie all'incessante lavoro portato avanti dagli uomini dei vigili del fuoco, dai volontari della protezione civile, dagli uomini dell'antincendio, del distaccamento di Mistretta sotto le direttive di Nello Giordano, dai carabinieri e da quanti a vario titolo si sono prodigati per cercare di domare le fiamme, si è potuto evitare il peggio. È stata una collaborazione attiva e lì ci siamo resi conto che l'unione in questo caso non fa la forza, a parte la forza, ma fa la squadra veramente. Solo collaborando tutte le forze, tutti insieme, si è potuto raggiungere un fine positivo. In questi momenti cos'è passa per la mente? Allora, innanzitutto pensiamo di agire con sangue freddo e mente lucida, perché se non hai la mente lucida non puoi fare un intervento positivo. E la cosa che maggiormente si cerca di fare, come in questo caso che è stato un incendio di interfaccia, si è cercato di salvare le vite umane che sono state coinvolte negli incendi, perché c'erano parecchie abitazioni, quindi di salvare proprio le vite umane. Diverse abitazioni presenti dove gente ci abitava, le persone sono state evacuate. Sì, circa una ventina di abitazioni, quindi sono state, anche se qualche abitazione è andata un po' distrutta, però grazie a Dio non ci sono stati morti. Danni non se ne contano, neanche feriti? No, questo no. Oltretutto nelle adiacenze vi era in corso anche uno spettacolo circense, per cui la paura e la tensione era alta per la presenza di parecchia gente. Ben presto il paese stefanese è stato avvolto da un'ampia nube di fumo e le fiamme sono state alimentate dall'alta temperatura. Solo nelle prime ore dell'alba la situazione è tornata sotto controllo. A distanza di qualche giorno dalle fiamme che hanno preso di mira un vasto territorio alle porte di Santo Stefano di Camastra, ci siamo riportati sul posto con le nostre telecamere per ascoltare qualche testimonianza di persone coinvolte che hanno vissuto in diretta quei momenti terribili e farci raccontare le loro sensazioni. Ci sono stati momenti di grande tensione, di panico. Inizialmente abbiamo temuto per le nostre case, però poi quando la situazione è iniziato a diventare sempre più difficile da gestire, abbiamo temuto anche per l'incolumità di tutti gli operatori che lavoravano sul campo, quindi ci sono stati veramente dei momenti di paura indescrivibile, si è creato uno scenario apocalittico, una situazione che sarà difficile dimenticare. In questi momenti insomma, mi sento in dovere di ringraziare veramente tutti coloro che si sono adoperati affinché
questa situazione oggi la possiamo raccontare senza dover descrivere i danni che ci sono stati, perché in effetti sono state salvate quasi tutte le case, anzi probabilmente le case abitate sono state tutte salvate, sono stati messe in salvo tutte le persone che vi erano all'interno e quindi veramente un grazie a tutti gli operatori. Nuovi colpi di mercato per l'Acragas della presidente Sonia Giordano, il servizio di Carmelo Lentini. L'arrivo in città della presidente Sonia Giordano è stato propedeutico per sbloccare alcune trattative in corso con alcuni calciatori che andranno a comporre la rosa messa a disposizione del tecnico Francesco Di Gaetano. E dopo la riconferma di Giovanni Biondo e Rosario Licata, in questi ultimi giorni hanno sottoscritto il proprio impegno stagionale con la compagine dei Templi il forte difensore centrale di origini palermitane Andrea Punzi, classe 97, proveniente dal Palazzolo e cresciuto nella cantera rosanero della Primavera del Palermo. Inoltre è arrivato anche l'esperto centrocampista Andrea D'Amico, classe 89, anch'egli proveniente dal Palazzolo, con trascorsi in C2 e in C2. Vale la pena ricordare che ha indossato maglie come quelle della Reggiana, Coldigiana, Milazzo, Portogruaro, L'Aquila, Vigor Lamezia, Ischia, Savona e Sicola Leonzio. Sempre quest'ultimo ha ottenuto diverse promozioni, contribuendo notevolmente alla scalata della compagine di Lentini dall'eccellenza sino in Lega Pro. D'Amico è cresciuto nelle giovanili del Catania, ha debuttato persino in Serie A giocando un paio di gare con la compagine Tnea. Entrambi sono stati alle dipendenze del tecnico Di Gaetano, che li conosce abbastanza bene e ne apprezza la qualità. La società, ha detto quest'ultimo, si muove bene e il nostro DS Ernesto Russello sta chiudendo delle trattative con caparbietà e professionalità. La rosa si sta arricchendo di elementi di buona qualità e presto se ne aggiungeranno altri per renderla competitiva al massimo. Quando prima inizieremo a lavorare per presentarci ai nastri di partenza pronti per una stagione da protagonisti. Della stessa lunghezza d'onda è il DS biancazzurro Ernesto Russello, soddisfatto per la chiusura di alcune trattative di spessore tecnico elevato. Stamattina, aggiunge proprio quest'ultimo, conto di incontrarmi con l'attaccante Peppe Gambino, rientrato dalle vacanze, e cercare di ottenere la firma di conferma per la prossima stagione, ma penso che non ci debbano essere dei problemi. Quando avremo la certezza del nuovo decreto ministeriale anti-Covid che ci indicherà le date di inizio della stagione, stabiliremo con certezza l'inizio ufficiale. Nel frattempo continueremo a intavolare ulteriori trattative per rendere l'organico competitivo al massimo. Qualche chiarimento arriverà il prossimo 5 agosto e se non dovessero esserci ulteriori esaltamenti di stagione, la fine d'agosto, esattamente domenica 30, scatterebbe la Coppa Italia di Eccellenza, mentre il 13 partirebbe la regular season. Ingaggiato un promettente terzino, prende forma il nuovo Canicattì Calcio 2.1. I dettagli nel servizio. Inizia ad avere una propria fisionomia il Canicattì 2.1 che per il quarto anno consecutivo disputerà il campionato di eccellenza Sicilia dopo le partenze dei big Ciccio Maggio, storico capitano, Dennis Di Mercurio, Angelo Caronia e Federico Matera. Il direttore sportivo Alessandro Avarello ha messo a segno alcuni colpi di mercato rilevanti. Ultimo è arrivato in ordine di tempo un difensore. La società del presidente Angelo Licata ha infatti perfezionato l'accordo con Pasquale Semprevivo, terzino destro, classe 2002, Semprevivo arriva dal settore giovanile del Licata. Giovane dalle grandi prospettive, lo scorso anno a partire da dicembre è stato aggregato dall'allenatore gialloblu Giovanni Campanella nella prima squadra del Licata in Serie D. Adesso il calciatore si calerà nella sua nuova esperienza in biancorosso, dove a guidarlo sarà l'allenatore Pippo Romano. In settimana la società ha blindato i giocatori più rappresentativi della rosa dello scorso campionato. In biancorosso resteranno Federico Valenti, portiere, Vittorio Caronia, centrocampista, e Giuseppe Iezzi, attaccante.
attaccante. La situazione della rosa è questa: Federico Valenti portiere, Giuseppe Tedesco difensore, Walter Malluzzo centrocampista, Vittorio Caronia centrocampista, Giuseppe Iezzi attaccante, Simone Fiore difensore, Danilo Greco centrocampista, tutti riconfermati. I nuovi invece sono Giuseppe Prestia, un ritorno gradito per lui, Pietro Marino difensore centrale, Claudio Velardi punta centrale, Filippo Caternicchia centrocampista e l'ultimo arrivato Pasquale Semprevivo. Sfumato l'accordo con il forte centrocampista Vito Lupo, che è stato decisivo lo scorso campionato dopo la fase di riparazione del mercato di dicembre per la cavalcata vincente che ha portato il Canicattì a posizionarsi al secondo posto della classifica alle spalle del Dattilo, promosso in Serie D, ed è proprio a Dattilo che Vito Lupo ha trovato sistemazione. Volley femminile B1, il girone della SEAP dal Licardillo Aragona dovrebbe essere con altre 4 formazioni siciliane: Modica, Catania, Santa Teresa di Riva e Messina. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. La società del presidente Nino Di Giacomo Pallavolo Femminile di Aragona rende noto che il settore campionati della Federazione Italiana ha ufficializzato gli organici delle formazioni partecipanti ai campionati di Serie B nella stagione 2020-2021, dopo la conclusione di quella decretata l'8 aprile a causa della pandemia legata al Covid-19. Verranno introdotti alcuni significativi cambiamenti, primi fra tutti la riduzione della durata dei campionati e dei gironi composti al massimo da 12 squadre. In particolare alla Serie B1 femminile saranno ammesse 60 formazioni e i gironi non saranno più 4, bensì 5, uno in più rispetto al passato. La SEAP dal Licardillo Aragona sarà quasi certamente inserita nel girone E, con altre 4 formazioni siciliane, e sono la Pro Volley Modica, la Pallavolo Sicilia Catania, l'Armando Santa Teresa Riva e l'Accademia Sant'Anna di Messina. Dovrebbero completare il girone la formazione calabrese del Volley Reggio di Reggio Calabria e le 3 squadre campane dell'Arsano Volley, della Fiamma Torrese di Torre Annunziata e della Nemesi Castellammare di Stabia, il sestetto molisano dell'Isernia, le 2 formazioni pugliesi della Fly Cerignola e del Glotto Valle Noci, società nata dalla fusione tra il Castellana Grotte e il Valle Noci. Il Castellammare di Stabia e il Volley Region sono state integrate in Serie B1 in qualità di migliori squadre provenienti dalla B2. La Pallavolo Sicilia invece ha comprato il titolo sportivo del Palmi, mentre l'Accademia Messina quello del titolo di una società proveniente dal nord. Il campionato di Serie B1 dovrebbe iniziare il prossimo 7 novembre, mentre la formula delle promozioni e retrocessioni sarà annunciata dalla FIPAV solamente a fine mese. Si prospetta quindi un campionato di Serie B1 bello e avvincente, con tanti pretendenti al salto di categoria e altrettanti derby siciliani che promettono agonismo, spettacolo, sia in campo che sugli spalti. C'è una bella novità, l'allenatore che ha portato una squadra di Canicattì in Serie B adesso cambia rotta, si occupa del futsal femminile. Questo significa che ci sono delle sfide a volte che si presentano e che devono essere prese al volo. Adesso ecco una nuova realtà, il Concordia Futsal già presente sul panorama del calcio 5 femminile, avrà un nuovo allenatore ed è Jack Giardina. Intanto perché ha accettato questa sfida, chiamiamola così? Sì, per me diciamo è una nuova scommessa, appunto diciamo dopo aver concluso il campionato col Canicattì, dopo questi anni diciamo straordinari, nel momento in cui per motivi appunto per esigenze sia personali che anche insomma societarie ho dovuto in qualche modo lasciare la guida tecnica, avevo bisogno di ricominciare e avevo bisogno anche di altri stimoli e naturalmente anche avere la possibilità di poter conciliare con il lavoro. Si è presentata questa occasione, il presidente Vincenzo Piscopo, presidente del Concordia Futsal femminile, mi ha chiamato, insomma mi ha illustrato il loro progetto, un progetto che è molto intrigante, un progetto diciamo ambizioso, è appunto quello del mondo del femminile, quindi quest'anno loro parteciperanno al campionato regionale unico, il campionato diciamo più importante nell'ambito regionale, loro sono molto ambiziosi, vogliono fare qualcosa di bello e perché no?
continuare insomma anche in questo sogno che potrebbe essere quello di portare anche una squadra femminile della provincia di Agrigento in campionati importanti. Ecco, questo significa che si lavora anche a quello che è un progetto unico per il futsal, il movimento calciatistico qui in provincia di Agrigento, far crescere questo sport anche nell'ambito femminile. Abbiamo visto che negli anni comunque ci sono state squadre che sono cresciute, ragazze che si sono approcciate a questo sport, e il Concordia è un esempio pratico e vivente di questa realtà sportiva in provincia di Agrigento. Sì, il Concordia Futsal potremmo dire che è la squadra un po' trainante, perché ci sono tantissime altre realtà in provincia di Agrigento, purtroppo magari in questo momento svolgono attività con enti promozionali, e infatti invito anche insomma, a questa società a avvicinarsi insomma, con la FIGC, senza tralasciare magari i loro campionati, però diciamo, facendo dei campionati federali appunto con la FIGC danno anche una grandissima opportunità alle loro ragazze di mettersi in evidenza, di poter partecipare agli stage delle rappresentative e perché no anche essere convocati in nazionale. Quindi diciamo che il mio progetto è quello appunto innanzitutto di cercare di dare massima visibilità a questa squadra, al Concordia Futsal, riuscire insomma, a raggiungere degli obiettivi e perché no cercare di essere anche diciamo, un piccolo sponsor, appunto perché in modo che questo mondo del femminile possa raggiungere, si possa espandere ancora più in provincia di Agrigento. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.